Presidente. Vuole intervenire adesso? Io voglio intervenire. Presidente, deve far votare a mozione d'ordine però, No, se io decido che non è valida, non si può. Perché è imperatore del Consiglio Comunale e lei non è più Presidente. Posso dare la parola adesso, allora concludiamo perfettamente così siamo a posto. Allora, chi della minoranza vuole intervenire a favore di Furlanetto ha 3 minuti di tempo. Io voglio intervenire. No, lei ha presentato la mozione d'ordine. E posso anche intervenire. Un consigliere adesso può intervenire. Ma io sono un consigliere. Un consigliere può intervenire, lei ha presentato la mozione d'ordine. Io voglio intervenire. Metta per piacere Furlanetto, basta, perché sta diventando veramente una roba insopportabile. Presidente, io posso... Io adesso ho un consigliere di minoranza. Sono un consigliere di minoranza, chiedo di intervenire al posto della minoranza, Presidente. Allora, prima parla quello della maggioranza, prego, chi vuol parlare per la maggioranza? Vai, Presidente! Posso chiamarla Napoleone da stasera, Presidente? Chiamami come vuoi, ma insomma è una roba insopportabile, non ti sembra che sia cose che sta qua. Ho capito, ma adesso sta parlando come consigliere, non può non farla parlare. No, adesso deve parlare uno della maggioranza. Ah, perché ha deciso lei che parla la maggioranza così? No, un regolamento. Ma il regolamento non prevede che parla uno della maggioranza, Presidente. Uno a favore e uno contro. Uno contrario. Ma contro chi? Per scusa, non sono contro nessuno. Io dichiaro che non sono contro nessuno. Può dare lettura della norma che disciplina le... Mi piace tanto ridere, allora ve lo leggo. Il Presidente del Consiglio Comunale verificata la legittimità e la fondatezza, quindi posso anche non fare questo passaggio. E ci mancherebbe, visto che... Non sia parlare... Ci mancherebbe che non me la... Non sia parlare che è peggio di una che parla troppo. Allora, dopo l'intervento del proponente, concede la parola esclusivamente a 2 consiglieri, uno a favore e uno contrario. Avete smesso di ridere adesso, visto che c'è scritto qua sul regolamento? Ok? Esatto, c'è scritto che io posso intervenire. Lo può dire anche dopo, quando parliamo tutti 7, visto che la maggioranza non parla mai? Uno a favore, la maggioranza parlerà quando vuole. Allora, uno a favore e uno contro. Avete capito la mozione d'ordine qual è? Lei dice non c'era, non so, cioè non capisco poi perché ho già risposto che... Presidente, scusi, se c'è scritto che io la devo presentare, mi dà il tempo di presentarla o vuole ogni volta... L'ha presentata! E vuole ogni volta scavalcare... Vuole ogni volta... Non so cosa fare. La smetta di zittire. Mozione d'ordine. Ha già presentato la sua mozione d'ordine. Perché ha già detto quello che secondo lei non aveva fatto. Si mette in votazione, si dia la parola a un consigliere di minoranza e uno di maggioranza e poi si mette in votazione. Ma l'ha già detta la mozione d'ordine qual è? Vai Enrico. No, perché il Presidente... Ok, allora c'è qualcuno che è d'accordo? Vuoi parlare a favore della consigliera Furlanetto? Nessuno. C'è qualcuno che è contrario? Scusi, Presidente, ma mi fa parlare oppure no? Ma scusa Furlanetto, ma ha parlato fino adesso, ha presentato, ha detto che quel giorno non c'erano, io le ho risposto che c'erano alle ore 15.04, c'erano tutti i documenti che lei voleva. Cosa c'è ancora da rispondere? Cosa c'è ancora da esporre? Ma mi prendi in giro seriamente? E oggi siamo a martedì. Presidente, chiamiamo le forze dell'ordine a questo punto realmente? Me le può chiamare? Allora andiamo avanti con... Me le chiami per cortesia? Perché non... con la discussione, abbiamo già capito. Sto dicendo che ho già risposto. della mozione da me Siamo ostruzionismo, perché siamo 20 minuti. Poi la Furlanetto sta costantemente interrompendo, pregandosene di un regolamento. Non si può andare avanti così. Lei ha proposto questa mozione d'ordine, sì o no? Lei ha detto che secondo lei quella cosa era sbagliata. Il Presidente ha risposto dicendo che secondo lui non è sbagliata. Benissimo. No, il Presidente ha detto che deve parlare Deve parlare, io ritengo... Allora guardi, mi correggo, ritengo la mozione d'ordine inaccettabile. A posto. Ecco. Allora io lo considero una mozione. Niente. Però... Ho detto che non si vota e la deve smettere per favore, guardi che... Adesso basta,
Basta per piacere, perché chiamo veramente le forze dell'ordine, faccia spendere. Voi Deve vergognarsi, deve vergognarsi. una mozione d'ordine. Ma basta, Deve vergognarsi. E deve vergognarsi, e chiama le messa di sto. I cittadini vogliono che si parli del loro. Se lei fulanetto sta perdendo 20 minuti su questo punto, ci tiene così tanto che... Perdo anche uno. Io vado a fare querela. È contenta? È contenta di Sono dai carabinieri, non si... Un attimo solo. Adesso in questo momento prendo il telefono e chiamo le forze dell'ordine. Ecco, Grazie. sì, fermo di allontanare, basta. Grazie. Chieda di venire qui in sala del consiglio che li attendo. No, non si sospende il consiglio, si va avanti. Esatto, chiami le forze dell'ordine. Io li attendo. Allora, Così mostro anche le pepe che ho dato e li faccio ad immediatamente. essere lucidi e torniamo a focalizzarci sulla questione. Ha detto che li C'è chiami un diritto che immediatamente. deve essere approvato per il bene della città. Non perdiamo tempo su queste cose, consigliera Furlanetto, per piacere, perché allora veramente lei sta palesando qual è la sua reale intenzione, quella di fare ostruzionismo. Torniamo sui reali problemi della città, per favore. Mi ha tolto il video. Ok, andiamo avanti. Quando sarà ritornato a più miti consigli faremo parlare anche il consigliere Furlanetto. No, Presidente, fermi perché lei sta giocando, io capisco che la Furlanetto stia esagerando, ma lei sta giocando con la democrazia, ma è mega tanto, Lei sta giocando con la democrazia. Grande come una casa, Presidente. Ci pensi che non può? Secondo me è democrazia una che interrompe Oriana, sta serena, qua è una violazione grave. No, non è violazione, tesoro. Date che noi D'accordo? Sta serena, Oriana. Mi sto serenissima, so che questo qua è ostruzionismo allo stato puro, questa è la realtà. Se non volete votarlo fate a meno, non è un problema. Scusate ragazzi, riportiamo un po' di... Lamberto, se non volete votarlo fate a meno. Ma credimi, facciamo più bella figura tutti. Ma io voglio parlare del bianco. Dai, no, non stiamo parlando seriamente, mi dispiace. Vabbè, non è che puoi parlare con cioè parla di chi ha fatto ostruzionismo, però ti ripeto. Ma tutti stanno facendo ostruzionismo, Lamberto, tutti. Cosa stai dicendo, Federico? Ma è tutto un ridere, è tutto un prendersi. Ma cosa mi viene da ridere? Tutti Lamberto state facendo ostruzionismo, dai, se volete che andiamo avanti, se no stiamo qua fino a... Guarda, perdonami sai, perché sennò io la smetto anche in fretta, perché se il vostro senso della avete urlato contro il Presidente del Consiglio. Va bene, bravo, complimenti, bravo Sindaco, l'emblema della democrazia integralista fino a fine. E dopo stai vicino alla Furlanetto. Furlanetto e voi la vendetta. A Fratelli d'Italia e della Lega, è così. Hai mostrato la tua vera faccia, mi dispiace purtroppo. Per favore, un attimo di calma, adesso voglio... Per favore, un attimo. Allora, la Giorgia si è tolta da sola, non l'ho tolta io. Adesso... No, non cambi le versioni, abbia il coraggio delle sue azioni, Presidente. No, abbia il coraggio. Un attimo. Adesso chiamiamo noi carabinieri. Allora, li chiamiamo noi carabinieri 18. Ma riuscite a fare un attimo? La Giorgia l'ho tolta io e dopodiché non riesco più a farla rientrare, vuol dire che si è tolta lei? Avete capito? No, adesso arrivano i carabinieri, chiariamo con loro, Presidente, ora è finirla sta storia. Ascoltami, io da qua non riesco a rimetterla dentro, hai capito? Adesso lei si è tolta perché io non riesco a rimetterla dentro, hai capito? Dai, lì la Giorgia, falla rimettere dentro, perché qua non riesco a rimetterla dentro. Fate i fenomeni. Chiama lì. Lamberto, vieni qua un attimo. Lamberto, vieni qua. Presidente, il microfono. Ma se non riesci a lontare, Lamberto.
Franco il microfono. Presidente, il microfono. Franco, microfono. Basta. Lamberto, vieni qua. Lamberto, vieni qua che ti faccio vedere. Microfono, Franco. Franco, il microfono. Serio? Ragazzi, guarda, è una roba veramente schifosa. Il microfono acceso? Chi mi? Microfono, siamo in diretta su YouTube. Sì, adesso sì. Il microfono aperto. Ho capito. Tere. Audio, Tere. Tere, anche il tuo microfono è aperto. Sì.